Pensiero del giorno, sabato 16 agosto. Contare sull'aiuto di Dio. Affidare al Padre ogni nostra preoccupazione. Sapete che la nostra spiritualità si basa su un punto da cui tutto ha avuto origine: la fede nell'amore di Dio, la consapevolezza che non siamo soli, che non siamo orfani, perché esiste un Padre al di sopra di noi che ci ama. Uno dei momenti in cui possiamo mettere in pratica questa fede è quando un pensiero ci preoccupa e ci fa perdere la pace. A volte si tratta della paura del futuro, di una preoccupazione per la salute o quando siamo allarmati da presunti pericoli o angosciati per i nostri familiari o quando proviamo paure di ogni tipo. Ebbene, in questi momenti, proprio in questi momenti di incertezza, Dio vuole che crediamo nel suo amore e ci chiede un atto di fiducia. Non è sempre facile credere nell'amore di Dio, ma dobbiamo sforzarci di farlo in tutti i casi, anche in quelli più complicati. Assisteremo anche ora all'intervento di Dio una volta dopo l'altra. Lui non ci abbandonerà, ma si prenderà cura di noi. So che molti si trovano in situazioni difficili. Questo pensiero è rivolto soprattutto a loro, ma è anche per tutti. Quante circostanze dobbiamo affrontare tutti nella nostra vita? Quanto abbiamo bisogno che qualcuno pensi a loro. Affidiamo ogni preoccupazione al Padre. Saremo liberi di amare. Correremo meglio sulla via dell'amore che, come sappiamo, conduce alla santità. Sabato 16 agosto. Contare sull'aiuto di Dio. Chiara Lubi, Cercando le cose di lassù. Città Nuova, editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.